Se lei ammette qui davanti a tutti dell'errore perlomeno di quella trasmissione lì, io sono felice. Ma guardi, io posso ammettere degli errori che vogliamo, ma se lei dice che in quella trasmissione abbiamo detto il falso, non dice il vero. Per la prima volta erano uno di fronte all'altro, il dottor Roberto Rigoli al centro di un'inchiesta giudiziaria dalla quale è uscito assolto e di un'inchiesta giornalistica di Report e il conduttore della trasmissione di Rai 3, Sigfrido Ranucci. È bene anche dire che è stato colpito un innocente, questo lei lo sa. È stato oggetto di un'inchiesta una persona che in quel momento era sotto un'inchiesta giudiziaria. Abbiamo cercato di raccontare i fatti. È innocente o non è innocente? Ma secondo la magistratura sì. E secondo lei? Ma secondo me è innocente, se lo dice la magistratura per me è innocente. Che faccia una trasmissione lunga e nei contenuti pari e uguale a quella che ha fatto, con invece i nuovi contenuti, che dica la verità. Noi dobbiamo abituarci a comprendere che ognuno può sbagliare anche Ranucci. Diciamo che il giornalismo di inchiesta è un giornalismo che mi appassiona, che voglio che continui, che serve per i cittadini. L'importante è che quando ci si sbaglia ci si ferma e si fa una trasmissione dicendo che si è sbagliato. Tutto qua. Ranucci a ottobre ha subito un attentato organizzato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che ha ammesso le responsabilità ed è stato arrestato nei giorni scorsi. Pare che dalle chat e da quello che emerge da queste conversazioni, da queste chat che intercorrevano tra i due, vi fossero delle conversazioni abbastanza eloquenti sul fatto che Ranucci non fosse a conoscenza di quello che stava accadendo a lui stesso. E rimane tangibile l'ondata popolare di solidarietà che sta accompagnando il giornalista nel corso degli incontri pubblici che sta tenendo in queste settimane. L'affetto della gente non mi è mai mancato e devo dire che è la mia energia più grande. Io vedo tanta gente che sta male per quello che sto subendo e sto qui anche per tranquillizzarli e per raccogliere l'energia da loro.